Vieni, vieni, che ti porto al centro della televisione. Sì, al centro della televisione. In Goppuš Cantiel. No, direttamente. Direttamente in Goppuš Cantiel. Buonasera, me le oreggi. Ecco, è un albero puzzle. Tutti gli artisti che vengono mettono un po' di cose, insomma, nel senso che se le sono portate da casa. Attenzione, è normale, normale. Marigliana, ma anche pallina hanno voluto accattare. No. Ecco questa qua non mi piace. Allora, mettila bene, io aspetto Nancy, perché qua solo Nancy mi può salvare. Sì? Nel senso sì, perché la vedo una roba brutta, come la state facendo. Sì, eh? Allora... Senti, io ho postato il mio albero di Natale su Facebook. Ha avuto 1.300.000 mi piace. Sei riceve, troppo bene. 1.000.000? E 300.000 mi piace. Madonna, cara donna, ma vuoi fornì? Senti un po', il primo regalo che ti ha portato Babbo Natale. Allora, quello che io ricordo, sì, che io ricordo. Però mettiamole pure un po' dall'altra parte, se no... Sì, non volevo... No, è abbastanza. No, non volevo, sì, ecco. Sai perché? Ecco, sì. Così, se ripresa così va bene. Va benissimo, tu puoi fare quello che vuoi. vuoi. No, se no va a finire che si vede la zella esagerata. La tua zella qua in testa? La zella proprio? Non mi piace assai. È maturità, è maturità. Io non faccio il riporto come... qualche amico mio, cantante napoletano, Gino Da Vinci. Hai visto? Hai detto la cattiveria e ti steve Carenna Vallina. Gino Da Vinci. No, voglio sapere una cosa, il primo regalo di Babbo Natale. Allora, il primo regalo che io ricordi praticamente o completino la Juve. Pensi un po' come è stato cattivo con me Babbo Natale, perché io sono tifoso del Napoli, odio la Juve. Pure quando stavi a Foggia? Sì. È praticamente quello che io ricordo, no? Poi c'è stato qualche biliardino, sai, il calciobalilla, qualche trenino. Sì. E poi è arrivato un momento che, per esempio, completino mio passavo a frate più piccirilli, capito? Perché c'era la povertà. Babbo Natale riciclato? Voglio essere riciclato. Senti, perché... ma a che ora arrivava Babbo Natale? Ma a me arrivava la mattina quando ci alzavamo, no? Ah, quindi non ti svegliavi la notte? No, quale notte? No. Se Babbo Natale era arrivato... No. C'era curiosità sicuramente. Sì. Però aspettavamo la mattina, no? Posso venire di qua? Ecco, vieni di qua. Senti, ma potendo parlare adesso con Babbo Natale... Sì. E non mi interessa della pace del mondo, ma non perché non mi interessa della pace del mondo. Perché poi dopo ne parliamo sempre quando è Natale. Madonna, è bruttissima questa cosa, veramente. Bravo. Sembra che ci prendiamo in giro. Tanta pace nel mondo agli uomini di... E invece no, un fatto tuo personale, cioè una cosa che vorresti tu per te da Babbo Natale. Ma guarda, per me io vorrei vedere realizzati dei sogni che non ancora io riesco a realizzare. E cioè, quali sono questi sogni? Allora, io ho nella mia testa un CD particolare, cioè? Che vorrei regalare a chi segue la canzone napoletana, non chi segue solo me, a chi segue la canzone napoletana, un classico fatto a modo mio. Tu non hai mai fatto un classico? No, mai inciso un classico. E ne ho fatte tante di puntate con mezzo secolo di canzoni. Ho partecipato a dei lavori teatrali con Nanni Loi, sempre con Leonardo Ippolito come produzione teatrale. Ho cantato tantissimi classici. Sono innamorato perché, come penso tutti i cantanti napoletani che iniziano, no, devono iniziare con la musica classica napoletana. Però non ancora l'ho realizzato questo sogno, perché ogni tanto quando vado per mettere le mani sopra, non hai l'età, poi puzzi e vicchiam, e mi lascio prendere. Puzza? E vicchiam. Oh! Puzza? E vicchiam. Mamma mia, nella televisione di Natale puzza e vicchiam. È così. Ma è una roba terribile. Scindere scannatiella, ti prego. Ecco, allora, mi lascio prendere e lascio stare. Adesso te lo realizzo io il sogno. Vieni qua, ecco, e adesso ti faccio puzzare io, vicchiam. E che si fa? Insomma, che si fa? Allora, ti presento Franco Artesi, che per me è quasi come un cugino che arriva da Milano. Sai che da Milano, ma perché tutti i cugini a Natale arrivano da Milano
da Brescia. Perché praticamente noi siamo convinti che lì su a Milano, a Brescia, a Turin ci sono delle belle cose fatte anche esteticamente bene. Ma noi teniamo Napoli e napolitana che sono una cosa esagerata. Turin non è poi così male. Ma Turin sta sempre la nebbia, sta sempre la neve. La neve è bella però a Natale, ti devo dire. Io l'ho trascorso un Natale a Torino, devo dire che con la neve era fascinoso, era tutta una roba bella. Subiscono ancora il fatto della Fiat come tanti anni fa o il Fernuto fatto? Lascia perdere gli operai che stanno sempre incazzati neri. Allora, dedichiamo un classico che Puzze Vicchiam a tutti gli operai, e suona chiaramente Franco Artesi, il mio cugino milanese. Sì, lui ha scelto un pezzo e me l'ha detto mo a volo. Sì, che te vai maestro. Innanzitutto volevo chiedere, Franco, quanto ti senti milanese? Scusami. No, per niente. Niente? Veneziano? No, niente. Calabrese? No. Siciliano? Napoletano. Che squadra tifi? Io. Devi pensare che noi come Fratelli Artesi siamo il gruppo del Napoli, delle trasmissioni sportive del Napoli. Ah, giusto, che le fate ancora tra l'altro. Sì, non mi dire la televisione dove le fai. Tu dovresti seguirlo su Facebook, internet. Quando finisce il partito del Napoli è chiuso malamente per ipotesi. Che fa? Non ti dico le esternazioni tramite perché sono proprio un malato. È una cosa esagerata. No, però la cosa bella che Ettore ha detto, perché è un malato, ti presento Franco. Noi televisivamente, i Fratelli Artesi nascono con Enzo Caradonna. Madonna, quindi puzzate di Vicchiam. Sì. Molto bene, la televisione. No, va molto bene, molto bene, sarà anche Natale, però io mi scombuono lo stesso. Allora, signori, vieni qua, perdonami. No, vieni qui, Terun. Ascolta, vedi che è una cosa, sta dicendo una cosa che è vecchia 20 anni. Puoi scendere che lì c'hai il favore della luce? Ecco qua, è vecchia di 20 anni. Sarà pure a favore della luce, però non sono uscito. Mi piace far impazzire la regia. Allora, ascolta, con i Fratelli Artesi ci siamo divertiti in televisione a fare loro il mio piano bar, era il gruppo di base di una trasmissione, quando volevamo cantavamo live. Ok, bello e buono, pronto Enzo, senti, ma i Fratelli Artesi potrebbero fare per esempio Banane e Lamponi, facevamo pezzi napoletani classici, qualsiasi mi ricordo. E volevo finire quel discorso di prima. Sì, quale Caradonna? Il fatto che tu in casa da mano puzzate i Vicchiam. Tu l'hai detto, io non mi sarei mai permesso. Ho capito, però io l'ho detto perché mi fanno lo sconsiglio, hai capito? Mi sconsigliano di fare questo. Però io penso che è arrivato quasi un momento. Capito? Perché dice aspetta che fai l'età per fare stu classico. Ho sentito da dietro le quinte e si comincia a sentire la puzza. Infatti. Suona il mio cugino di Milano che si chiama Franco Artesi, canta Enzo Caradonna. Come sono bello senza luce, ragazzi, è meraviglioso. Ma infatti canta Enzo Caradonna, canzone meravigliosa che si chiama Losing. Sai che ci vorrebbe sempre, durante le festività natalizie, insomma, un amico che sappia cantare e che ti faccia solo i finali delle canzoni. Cioè quelle cose belle, passionali. Solo i finali, però quegli acuti finali, un po' alla Claudio Villa, insomma, un piccolo Claudio Villa a pranzo con te. Per esempio, pensando ad un finale, Cugino di Milano, e un finale di una canzone, una roba però che si può, capito? Dici Cancello pure, ecco, no? Solo il finale però, solo il finale. Ecco, sì. Solo il finale. Questo è il mio telefonino che squilla. Buttatelo. Solo il finale. Solo il finale. Voglio bene. Ma voglio bene assai. Dici non c'è non mi ascolterai. Ma.